Buonasera ai nostri telespettatori per questa puntata di Notizie dai Veneti per i Veneti e vado subito a presentarvi gli ospiti di questa serata. Federico Caner, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale. Buonasera Caner. Buonasera. E buonasera Paolo Franco, senatore della Lega Nord e vicepresidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. Buonasera senatore Franco. Buonasera. Allora, lo statuto della regione in primo piano in questa puntata, se ne è parlato soltanto quando è stato approvato, ma poi insomma una cortina di silenzio è scesa su questo statuto che invece merita la sua adeguata attenzione, anche perché è stato uno statuto approvato dopo 40 anni anche di diversi tentativi non andati a buon fine. Quindi vuol dire che non è stato facile metterci in mano, consigliere Caner. Sì, dobbiamo innanzitutto dire per dovere di cronaca che lo statuto va approvato in doppia lettura così come prevede la normativa. La prima appunto è già stata fatta, la seconda deve svolgersi dopo 60 giorni dalla prima lettura e quindi verso il 19, 20 o 21 dicembre noi dovremo approvare definitivamente lo statuto. Però è già un grande risultato il fatto che in prima lettura sia stato approvato all'unanimità. Non che sia stato semplice, nel senso che abbiamo impiegato qualche seduta, ma soprattutto anche qualche nottata, sì, per trovare l'accordo, ma soprattutto per sfiancare anche qualche irriducibile che ovviamente faceva il proprio lavoro di opposizione. Però alla fin fine ne è nato uno statuto bello, nuovo, innovativo, forte, che alla fine ha trovato la condivisione di tutti. Non era facile perché ormai era il terzo tentativo, noi pensiamo che è vero, come dice lei, questo è uno statuto che nasce dopo 40 anni dal primo, ma è anche vero che già nelle scorse 2 legislature si era tentato di fare questo statuto e per vari motivi era naufragato, anche per così volontà di alcune parti politiche, forse di piantare troppe anche bandierine su questo statuto. Credo che alla fine sia stato svolto un grande lavoro di mediazione, che non è una brutta parola, a volte serve anche per creare uno statuto che appunto abbia una condivisione la più larga possibile, senza però rinunciare a principi cardine importanti, e penso che soprattutto noi come Lega Nord su questo statuto abbiamo messo la nostra firma. Penso per esempio, a me piace dire che questo statuto è diviso in 2 aspetti, diciamo uno statuto granitico da un lato per quanto riguarda gli aspetti cardine principale nelle sue, se vogliamo, parti fondamentali riguardanti anche i diritti dell'uomo, che riprendono un po' quello che i nostri padri costituenti hanno fatto quando hanno creato 40 anni fa questo statuto, però viene anche rafforzato. Penso per esempio ad alcuni aspetti, il concetto delle radici cristiane che è stato ripreso e appunto rivalutato all'interno di questo nuovo statuto, ma penso soprattutto al concetto del popolo veneto. Ecco, poi affrontiamo i punti salienti dei vari articoli, sì, dello statuto. Io volevo chiedere al senatore Franco Paolo invece se questo statuto apre la porta al federalismo. Direi di sì, perché bello è proprio questo, che la Lega quando lavora con un progetto politico aperto a 360 gradi, quindi un movimento politico coordinato a tutti i livelli, nelle nostre amministrazioni locali, nelle regioni e in Parlamento. Il federalismo fiscale è un'innovazione epocale per il nostro Paese, che ha sostanzialmente 2 funzioni principali, quello intanto, come si dice, di essere un po' più padroni a casa nostra, nel senso di poter mantenere le risorse prodotte dal nostro territorio. Dall'altro quello di rendere responsabili le amministrazioni locali, che invece fino ad oggi non lo sono mai state, perché hanno basato la propria spesa sui costi storici, quindi su costi elevatissimi, poi sostenuti, guarda caso, dalla fiscalità generale, quindi dai soliti cittadini che pagano le tasse. Quindi il federalismo fiscale, che darà e regolerà l'autonomia di entrate e di spesa degli enti locali, in particolare ovviamente delle regioni, e garantirà che ci siano maggiori risorse, si innesta naturalmente in un percorso di autonomia poi
politico-istituzionale che con lo Statuto la Regione Veneto ha migliorato, ha applicato in maniera moderna, anzi, caro Federico, una riforma importante come quella dello Statuto della Regione Veneto sarebbe opportuno che fosse fatta anche nella Costituzione in Parlamento, con la riduzione del numero di parlamentari, delle funzioni di Camera e Senato. Però il federalismo fiscale nel contesto di una regione amministrata in maniera moderna come lo Statuto nuovo permetterà, ovviamente darà degli effetti maggiori di quelli che se preso singolarmente per gli effetti che ha poteva dare, quindi davvero un connubio importantissimo questo del federalismo fiscale, del nuovo Statuto dell'azione amministrativa e legislativa della Regione Veneto. Dunque, si stava parlando prima dell'opposizione, consigliere Canè. Allora, il ruolo dell'opposizione che ha lavorato per un obiettivo comune, rendere migliore la nostra regione, lo ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia, che è risultato ad essere anche il più amato tra i governatori. Tra l'altro sappiamo che Zaia ha avuto a che fare con l'alluvione, col taglio delle risorse e la crisi della produttività in Veneto. Quindi sullo Statuto mandiamo in onda la dichiarazione del governatore Luca Zaia quando lo Statuto è stato approvato. Vediamo. Penso che i cittadini ci chiedono di fare bene e di fare rapidamente. Ne viene fuori oggi un insegnamento che è quello di dire che da soli si fa prima, consigliere Pettenò, però assieme facciamo molta più strada. Quella più strada che abbiamo dimostrato di aver saputo fare oggi con l'approvazione dello Statuto, ma è anche la risposta che diamo a quelle 7 province che abbiamo in Veneto, ai 581 comuni, a 63 anni dall'approvazione della Costituzione. Einaudi diceva che il risorgimento sarà concluso quando tutti avranno la loro dose di autonomia. Io sono convinto con il Presidente Tesserin che oggi per il Veneto si conclude gran parte del risorgimento. Rieccoci in studio. Allora, consigliere Caner, l'articolo 1 recita: il Veneto è regione autonoma nell'unità della Repubblica Italiana secondo i principi e nei limiti della Costituzione. L'articolo 1 è rimasto così. È rimasto come era prima. Mentre l'articolo 2 dice: l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia. C'è stata qualche polemica su questa parola, l'autogoverno del popolo veneto? Beh, certo, questo è un concetto nuovo che è stato inserito rispetto allo scorso statuto, che, ripeto, era già un buono statuto, bisogna dare atto ai nostri padri costituenti da questo punto di vista. Però abbiamo rafforzato anche questo concetto dell'autonomia, innanzitutto del riconoscimento del popolo veneto ancora una volta, che c'era già, ma dell'autonomia e quindi il principio di autodeterminazione dei popoli, che è un principio importante ed è caro soprattutto a noi leghisti. Ma quando noi parliamo di popolo veneto, attenzione, perché noi vogliamo intendere il popolo veneto inteso nella propria identità, cultura, storia millenaria, quindi può far parte del popolo veneto, non è un popolo veneto in senso etnico, ma fa parte del popolo veneto anche tutte quelle persone che per mentalità, per cultura si inseriscono nel nostro territorio, lavorano per far crescere questo Veneto, rispettano ovviamente le nostre regole, gli usi e i costumi e aiutano appunto a far sì che questo Veneto continui nella sua grande crescita che ha avuto in questi anni. Ecco, questo è il concetto di popolo veneto, che tra l'altro è lo stesso concetto che noi riceviamo dalla storia della Serenissima, della nostra Repubblica Veneta, che era una repubblica aperta al mondo, ma allo stesso tempo era in grado di imprimere forte quella che era la propria identità, e quindi avendo una grande identità riusciva anche a aprirsi verso il mondo estero senza paura. Ecco, questo è l'aspetto che noi vogliamo trarre, l'insegnamento che vogliamo trarre dai nostri padri e rafforzare con questo statuto, e penso che ci siamo riusciti. Senatore Franco, qual è l'approccio federalista di questo nuovo statuto? Beh, il fatto che lo Statuto rappresenti in maniera anche assolutamente organica l'adempimento delle competenze delle regioni e consenta quindi che il processo legislativo della regione si svolga in tempi e secondo modi molto più efficaci, penso che sia la rappresentazione migliore della funzione federalista che ha questo Statuto. Poi ovviamente da Veneto
all'articolo 2 io sono innamorato, perché anche recentemente qualche editorialista su qualche quotidiano importante diceva che non esiste il popolo veneto, quando invece l'articolo 2 lo richiama oggi, come lo richiamava quello precedente di 40 anni fa, come questo popolo che vuole con questo statuto a determinare la propria forza, la propria anche autonomia, in un contesto ovviamente più ampio in Italia, in Europa. Bene, questo popolo ha 1000 anni più di storia, se qualcuno che scrive sui giornali si dimentica di questo, forse dovrebbe aggiornarsi, ma ripercorrere tutta la strada di studio e professionale per cercare di capire cos'è questa realtà. Allora, è un processo, cioè, questo statuto, il federalismo fiscale, le riforme che sono in corso, spero anche quelle costituzionali in Parlamento, che cambino la vetustà di questo Stato, è un processo di cambiamento molto radicale, molto profondo, che coinvolge tutta l'Europa. Cioè, non è più possibile che questi Stati che hanno creato debiti pubblici enormi, che stanno vincolando le generazioni future, esistano come esistevano in quanto sorti secoli or sono per la moneta, per la difesa. Il mondo sta cambiando. Il Veneto, con questo statuto, con la riforma federalista del federalismo fiscale, sta cambiando e adeguandosi a queste sfide future. Non è una cosa di principio, non è una bandiera di propaganda politica, è la realtà. E quindi questi cambiamenti, questo insieme di cambiamenti, sono le condizioni per cui, rivalutando quello che qualcuno voleva cancellare, cioè le identità, possano queste identità nel loro complesso essere una grande scommessa, anzi già vinta. Sì, no, se voleva intervenire, aggiungere quanto diceva, che ovviamente concordo con il senatore Franco, ma aggiungere una cosa anche, siccome ha citato quell'editoriale, no, fatto da un giornalista dove metteva in discussione il concetto del popolo veneto, io vorrei specificare che il concetto di popolo non è previsto per norma, attenzione, perché qui si rischia di fraintendere le cose, no? Allora, pensare che il popolo esiste se una norma lo riconosce, non è così. Il popolo esiste per coesione sociale, per storia, per identità, per appartenenza al territorio. E questo è il caso del popolo veneto, che, come diceva il senatore Franco, è da più di 1000 anni che esiste. Certo. Quindi non si può andare a dire che non esiste il popolo veneto, ma esiste il popolo italiano. Perché? Perché la Costituzione, la norma, prevedeva questo. Allora si riconosce un popolo soltanto perché è scritto in una norma. No, il popolo esiste prima delle norme. Questa è la grande novità di questo statuto ed è un concetto fondamentale. Certo, lei Caner parlava prima del senso etnico. Certo. Ma con questo statuto si rafforza il sistema veneto? Certo, si rafforza il sistema veneto, ma si rafforza soprattutto quel sistema fatto di privato, che nella nostra regione è molto forte, di piccole e medie imprese, ma che fanno sistema con la parte pubblica di questo Veneto, no? Quindi il sistema veneto inteso in questo senso, al di fuori, diciamo, del concetto semplice istituzionale, ma un sistema fatto anche, per esempio, di le grandissime associazioni che noi abbiamo sul territorio. Ricordo sempre che il Veneto è, da questo punto di vista, la regione che ha il maggior numero di associazioni di volontariato e di persone che lavorano all'interno di queste associazioni. Quindi questo significa che il sistema veneto, proprio pescando dalle proprie radici e cultura, riesce a creare una cosa che va oltre l'aspetto normativo e che si fonde appunto nel privato, nel pubblico e nell'associazionismo. Noi questo l'abbiamo riconosciuto come sistema veneto in statuto e l'abbiamo potenziato e valorizzato, riconosciuto e valorizzato. E anche questo è un altro aspetto importante. Ecco, restiamo in tema statuto, anche se ci allarghiamo a livello nazionale. Così. Cioè il Senato all'unanimità ha approvato il 20 ottobre lo statuto delle imprese. Cioè il Parlamento ha messo a disposizione delle piccole e piccolissime imprese un primo importante e concreto insieme di strumenti attraverso i quali si può affrontare il periodo di crisi. Senatore Franco, ci vuole illustrare un attimo cosa consiste questo Statuto delle imprese? È una innovazione importantissima perché questo Paese, dove tanti anni fa fu costruito
lo statuto dei lavoratori è assolutamente importante e legittimo, anche se sotto certi profili andrebbe naturalmente aggiornato, perché le cose cambiano. Questo statuto regolarizza e classifica quelle che sono le necessità, i principi che devono essere assegnati e rispettati per garantire l'autonomia delle imprese e la capacità delle imprese di crescere. Ci sono tanti principi all'interno di questo statuto delle imprese che uno, insomma, quelli, io adesso non voglio entrare nel merito in maniera eccessivamente specifica, ma ad esempio il diritto di avere da parte delle imprese, degli interlocutori, delle amministrazioni, della burocrazia assolutamente certi e univoci, in modo da evitare che ci sia un controllo sull'esercizio dell'attività di impresa che freni invece di sviluppare l'attività di impresa. Io mi riferisco in particolare a questo elemento che è fondamentale, cioè deve passare il principio che la burocrazia, le amministrazioni pubbliche, anche i comuni, i famosi sportelli unici, eccetera, devono essere di supporto perché l'impresa faccia di più e meglio e non un peso che rallenti l'attività di impresa. Ecco, come questo ci sono tanti altri principi specifici molto importanti che sono espressi all'interno dello Statuto delle Imprese, che sarà è la legge quadro che deve poi governare tutte le disposizioni legislative e amministrative per favorire l'attività di impresa. Imprese e sviluppo. Torniamo allo Statuto della Regione Veneto, consigliere Caner. L'articolo 8 introduce per la prima volta nello Statuto il principio di tutela e conservazione dell'ambiente veneto come patrimonio di future generazioni e fonte primaria dello sviluppo. Quindi consente una maggiore flessibilità ed adattabilità ai mutevoli e frenetici cambiamenti socio-economici della società, permettendo quindi di fare delle scelte future. Certo, noi abbiamo puntato molto sul concetto innanzitutto dell'equità generazionale, cioè il fatto che noi dobbiamo garantire alle generazioni future di poter disporre di risorse naturali ed economiche adeguate. Quello che noi diciamo è che il Veneto è un bene in sostanza che non ci è stato dato dai nostri padri, ma è un bene avuto in prestito dai nostri figli. Questo è il concetto. E quindi significa che noi dobbiamo adoperarci per far sì che questo Veneto da un lato si sviluppi, dall'altro però dobbiamo pensare che dobbiamo consegnarlo a qualcuno in ottimo stato dal punto di vista ambientale ma anche economico. Quindi il principio dell'equità generazionale è un principio rivoluzionario che viene riconosciuto e messo in statuto, il che significa che tutta l'azione della Regione Veneto deve essere improntata al rispetto di questa equità generazionale. E quindi vuol dire anche tutela dell'ambiente nel suo complesso, tutela per esempio del bene acqua come diritto universale del cittadino, e quindi la Regione da questo punto di vista deve garantirlo. Guardate che anche questo è un principio importante, rivoluzionario, ma soprattutto che guarda al futuro, perché il bene acqua, noi spesso diciamo che sarà il petrolio del 2040 o 2050, ma lo è già di fatto, perché l'importanza di questo bene è fondamentale. E quindi il fatto di riconoscerlo in statuto, penso che questo dimostri che il nostro è un passo lungimirante per il futuro, cioè è uno statuto che non pensa soltanto ad oggi, alla gestione ordinaria attuale, ma pensa veramente al futuro, così come dovrebbe essere una carta costituzionale. Ecco, quindi questo credo sia un principio, quello del rispetto delle generazioni future, che se l'avessero avuto in passato qualche predecessore politico magari non saremmo nella situazione attuale, penso al debito pubblico, alla situazione pensionistica, no? Ecco, allora noi dobbiamo tenerne conto per il futuro. Qual è la ricchezza del Veneto? Come siamo messi sotto il profilo, tra l'altro che la Regione deve anche affrontare i tagli delle spese? Poi eventualmente parliamo anche con il senatore per i tagli anche... È lui che risponde giustamente. La ricchezza del Veneto sono i veneti. La ricchezza del Veneto sono i veneti. Beh, questo senza dubbio, perché noi dobbiamo la nostra efficienza sicuramente alla voglia di fare, all'intuizione, alla capacità dei veneti. Tant'è vero che noi primeggiamo in tutti gli aspetti.
non solo nel privato, ma anche nel pubblico. Cioè se noi raffrontiamo i nostri dipendenti pubblici rispetto a quelli delle altre regioni, ci rendiamo conto che anche qui siamo i migliori, che significa che questa è una cultura che diciamo, entra nei Veneti, perché fa parte dei Veneti stessi ed è a 360 gradi. In tutte le cose che facciamo risultiamo, mi permetta questa punta di orgoglio, no? Ma risultiamo i migliori, perché evidentemente fa parte anche della nostra cultura storica e millenaria che ci portiamo dietro. La nostra ricchezza quindi è sicuramente questo, ma poi è anche una ricchezza, se vogliamo, materiale, perché i veneti sono riusciti a costruirla, a difenderla, tant'è vero che noi siamo autosufficienti in tutto. Penso, quando prima facevamo il confronto col sistema pensionistico, noi siamo da questo punto di vista autosufficienti, cioè noi paghiamo e riceviamo quello che abbiamo dato. Quindi siamo in equilibrio da questo punto di vista. Ricordiamo la battaglia della Lega per le pensioni di anzianità. Esatto, e se guardiamo per esempio l'aspetto fiscale, del residuo fiscale, noi addirittura pro capite abbiamo 3.400 euro di residuo fiscale pro capite, il che significa che diamo di più di quello che riceviamo. Ecco, quindi sia dal punto di vista valoriale sia dal punto di vista meramente economico, il Veneto credo che abbia da insegnare a molti. Ecco, ricordiamo anche con il senatore Franco la battaglia di Zaia e credo anche con il presidente del Piemonte Cotta sui costi standard, soprattutto in sanità. È la battaglia fondamentale, perché parliamo quindi di federalismo fiscale, sono due i principi che governano questa importante riforma. La fine dei trasferimenti dello Stato, cioè basta la mamma Stato che dà soldi e avanti, poi si spende come si vuole, non è il caso nostro ma di altre regioni d'Italia, e il fatto che le autonomie locali possano investire le proprie risorse, fare le proprie spese sulla base di questi costi fabbisogni standard. Cosa vuol dire? Che non può esserci una regione efficiente come il Veneto che ha un costo per una TAC, dico una cifra per dire una radiografia, di 100 euro, ed esserci una regione che ha un costo di 300, 350, 400 euro. Questo vale in sanità dei prelievi di sangue fino all'intervento chirurgico più complesso. Non è possibile, perché vuol dire che dove ci sono costi molto più elevati fuori dallo standard c'è sperpero, inefficienza o peggio corruzione. È una battaglia dei governatori Cotta e Zaia lecita, che il federalismo fiscale adempie in maniera puntuale, perché non può esserci qualcuno che poi, andando a Roma a chiedere i soldi perché fa i buchi nella sanità, continui a sperperare i denari, che poi sono i denari che risparmia la nostra gente, quel surplus di risorse finanziarie che è il Veneto, che fino a oggi è dato a pioggia in perequazione a chi male ha amministrato, che da domani col federalismo fiscale invece avrà una destinazione diversa. Si aiuta chi ha bisogno, ma non chi sperpera, non chi butta via i soldi, non chi non sa fare buona amministrazione. Io credo che il Veneto, sotto il profilo della sanità, perché seguendo anche i problemi di riparti sanitari eccetera, ha fatto in questa legislatura regionale delle razionalizzazioni di spesa eccezionali, fortissime, garantendo comunque livelli di qualità, penso ai massimi appunto punteggi mondiali. E questo si fa quando ci sono amministratori come Zaia, come Cotta, amministratori come i nostri consiglieri regionali che lo sanno fare, i nostri assessori che si impegnano sotto questo profilo. E questa è una serietà che ci deve essere riconosciuto, che non vogliamo che qualcuno mini perché invece non sa fare proprio dovere. Vediamo le mala sanità in Calabria, in Campania, il problema della raccolta dei rifiuti, il problema della pubblica amministrazione. Ecco, queste cose devono finire. A proposito di rifiuti, consigliere Caner, a che punto ne state discutendo in Regione da questo punto di vista, anche perché ci sono pressioni perché il Veneto riceva rifiuti provenienti dalle regioni che non le sanno smaltire? Bah, adesso meno onestamente, anche perché noi abbiamo dichiarato più volte che non siamo disponibili a ricevere i rifiuti dalla Campania, soprattutto per un motivo, perché la regione Veneto è una regione che ha spinto moltissimo, i comuni del Veneto, dobbiamo dire grazie ai nostri sindaci anche da questo punto di vista che fanno un grandissimo lavoro, hanno spinto moltissimo sulla raccolta differenziata. E questo significa aver meno secco a disposizione, quindi anche meno discariche, meno problemi da questo punto di vista. Allora
noi come facciamo a ricevere un rifiuto indifferenziato che ci arrivano da regioni del sud dove non sappiamo cosa ci sia dentro e doverle gestire qui su un sistema ormai invece moderno che differenzia l'umido dal secco, dai rifiuti speciali e che ha trovato un suo equilibrio. Lei capisce che questo, oltre a non essere giusto da un punto di vista etico, perché non è giusto che i nostri cittadini che fanno uno sforzo per fare la raccolta differenziata poi debbano sobbarcarsi i rifiuti che provengono dalle regioni che invece questo sforzo non lo fanno. E attenzione, perché qui c'è il senatore Franco, loro sanno i soldi che lo Stato ha dato a queste regioni per incentivarli a fare... E mi pare che poco sia cambiato. Non è cambiato nulla, perché mi pare dov'è a Napoli che hanno assunto 300 operatori ecologici per fare la raccolta differenziata e sono 2 anni che sono lì e non sono mai partiti. Quindi significa che lo Stato e il governo lo sforzo lo fa, ma se poi non viene recepito a livello locale perché non c'è una cultura locale da questo punto di vista, significa che anche il governo fa anche fatica a intervenire per cambiare quella che è una mentalità. Ecco, quindi noi per questo noi diciamo no non perché vogliamo fare la regione chiusa che non si occupa dei problemi dello Stato, ma perché siamo consci di questa diversità e non vogliamo minare e mettere in discussione il nostro sistema, che è un sistema che funziona. Bene, è terminato il tempo di questa puntata di Notizie dai Veneti per i Veneti. Ringrazio il consigliere Federico Caner, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, e il senatore Paolo Franco, che è vicepresidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. Ringrazio voi che ci avete seguito da casa e ovviamente vi do appuntamento per le prossime puntate. Buonasera.